appunto a questa serata che è stata fortemente voluta dal gruppo folcloristico Michele Grion in occasione del 90° anno dalla fondazione che ricorre quest'anno. Una serata organizzata in collaborazione con l'Etnos nell'ambito del Festival Mondiale del Folklore che giunge alla sua 49ª edizione. Il gruppo folcloristico finalmente ritorna su questo palcoscenico dopo qualche anno di inattività e finalmente ritorna a fare attivamente parte del Festival Mondiale del Folklore. Prima di cominciare dobbiamo sicuramente fare dei ringraziamenti per questa serata e sicuramente ringraziamo l'amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio e chiamerei qui sul palco il sindaco e la presidente Roberta De Martin per un saluto. Vi lascio la parola. Roberta? No, vai, padrone della casa. Va bene. Allora, buonasera a tutti, buonasera. Tendenzialmente il sindaco dovrebbe salutare e ringraziare i presenti, no? Però questa sera permettetemi, e vedremo se poi alla fine sarete d'accordo con me, di dedicare questo saluto al gruppo folcloristico Michele Grion, direttamente a loro. E quindi un saluto di ringraziamento in primis al suo presidente, Sabina Cappello, alla famiglia Grion e a Lorella, perché questo gruppo è indelebilmente legato al cognome Grion e alla famiglia Grion e tutti quanti noi lo sappiamo, al suo direttivo e a tutti i danzerini e ballerini, uomini e donne che in questo 2019 hanno fatto una cosa già credo molto difficile, quella di ritrovarsi, ridivertirsi per ballare, danzare insieme, e già questo meriterebbe tutto il nostro apporto e tutto il nostro sostegno, ma credo che tutti quanti noi qui presenti sappiamo hanno fatto qualcosa di molto più grande e importante per questa comunità, perché lo hanno fatto durante un anniversario importante, quello del 90° anno del gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, e hanno fatto ripartire non solo la loro entusiasmo, la loro partecipazione, la loro volontà di stare insieme, la loro volontà di ballare insieme, danzare insieme, ma hanno fatto ripartire quello che è uno dei più grandi simboli di questa comunità, uno dei più grandi ambasciatori della cultura friulana e della cultura caprivese, che in questi 90 anni ha portato il nome di Capriva, ma soprattutto il nome della cultura di questa terra in giro per il mondo. E allora io credo che questo sia il motivo principale per dedicargli un grandissimo grazie, un grandissimo applauso, perché quello di poter festeggiare qui con loro il gruppo folcloristico era praticamente quasi un piccolo sogno. Lo abbiamo realizzato già in un paio di eventi che hanno segnato questo anno di anniversario, e lo hanno segnato con questa serata e lo segneranno ancora con altri eventi durante questo anno. Io quindi gli porto direttamente al direttivo, a tutti i danzerini, il mio grazie, ma il mio grazie non è a titolo personale, ma è a titolo della comunità di Capriva del Friuli. Grazie e bentornato al gruppo folcloristico caprivese Michele Grion. Bene, buonasera a tutti. Naturalmente è un grande orgoglio per me portare il saluto della Fondazione Carigò qua a Capriva in questa occasione. Vi porto i saluti del presidente Minnetti, presidente di Etnos, che ho sentito perché io stasera rappresentanza avrebbe voluto che fosse a Gorizia, ma gli ho detto che non potevo mancare questa serata a Capriva per diverse ragioni. Una, quella che ha detto il sindaco, bisogna riconoscere, no? La Sabina, presidente, Sabina Cappello, presidente del gruppo, ha detto prima, se non altro per riconoscenza, ecco, un termine che non si usa più, no? Però credo che questa sera valga veramente la pena di rimarcare questa riconoscenza che tutta la comunità di Capriva deve avere nei confronti del gruppo. Tutti quelli come me che hanno militato nel gruppo deve avere altrettanta riconoscenza, perché se abbiamo imparato a non costruire muri ma invece a gettare ponti è grazie all'esperienza che abbiamo potuto fare fin da ragazzi con il gruppo folcloristico. La capacità di parlare lingue diverse, di trovarsi con persone che hanno
culture e tradizioni diverse e il tutto in maniera così naturale per noi è ovviamente nato con l'esperienza fatta nel gruppo. E se a Gorizia in questo momento si inaugura la 49esima edizione del Festival del Folklore, significa che nel passato si è saputo guardare molto lontano, forse molto di più di quello che non sappiamo fare oggi. Quindi io credo che valga la pena rimarcare la capacità che ha avuto il gruppo, che hanno avuto queste persone di rimettersi in gioco, di rimettere in gioco il gruppo folcloristico, per dimostrare che non è un messaggio vecchio, non è un messaggio che, come dire, che deve appartenere al passato, ma è un messaggio del quale abbiamo tutti noi molto bisogno. E quindi ecco, grazie, e la Fondazione nella mia persona, con ovviamente tutti gli organi che io posso rappresentare in questo momento, è naturalmente vicina, ma non solo vicina, è orgogliosamente vicina al gruppo folcloristico Michele Grione e alla comunità di Capriva. Grazie. Grazie. Mi unisco anch'io nel portare alto l'orgoglio del folklore di Capriva, perché io stessa ero parte del gruppo prima del Primavera, poi del Michele Grion. Sono molto contenta di essere qui questa sera, anche se sono un po' dall'altra parte, non sono là dietro. Però diciamo che condivido l'emozione dei danzerini, perché sicuramente non è facile esibirsi a casa, ma sicuramente voi sarete un pubblico molto caloroso e li accoglierete con un grandissimo applauso. Oltre al gruppo caprivese, questa sera avremo un gruppo dal Perù ed uno dalla Kamchatka. Dovete perdonarmi se sbaglierò qualche nome, ma hanno dei nomi complicati e non le furlan che le fasti per luce, ma vabbè, e farò del mio meglio. È arrivato il momento di introdurre i padroni di casa. Come hanno già anticipato il sindaco e Roberta, questo è il 90° anno di fondazione del gruppo. Il gruppo si presenta con un nuovo direttivo, con una nuova presidente, con tanta voglia di ricominciare. Ha già riscosso un grandissimo successo nella recente trasferta in Croazia al Festival del Folklore di Giacomo, e questa sera si esibirà per noi perché i padroni di casa devono aprire la serata. Quindi senza ulteriori indugi vi presento il gruppo folcloristico caprivese Michele Grion. Viva il vin e l'allegria, viva il vin, la compagnia, la sinistra ogni loro. Viva il vin e viva E se rinnovato è il direttivo e la presidenza, sicuramente l'entusiasmo è lo stesso e i balli della tradizione sono gli stessi. Io sono sicura che non hanno bisogno di presentazioni perché voi li riconoscerete sicuramente, ma nel caso qualcuno abbia bisogno di un ripassino, questa sera il gruppo presenterà 3 balli tradizionali. Comincerà con la furlana, a seguire il ciclamin e per concludere naturalmente la vinca. Buono spettacolo!
matine di miorvi così, ti ciappi e ti bussi, ti metti a dormire.
Ed ecco che abbiamo rotto il ghiaccio, facciamoglielo un altro applauso al gruppo folcloristico Michele Grion. Proseguiamo la nostra serata, ci spostiamo un po' più fuori da Capriva, andiamo fino ad Arequipa in Perù e incontriamo la Compagnia de Danza y Música Tradiciones Perú. È un'associazione formata da giovani, studenti e lavoratori che hanno unito i loro sforzi per preservare e diffondere le espressioni folcloriche e in questo modo preservare le tradizioni, che è quello che si propone qualsiasi gruppo folcloristico. E questo perché un popolo che non conosce le radici della propria cultura, che non conosce il proprio folklore e le tradizioni e che non educa i suoi membri a conoscere e diffondere queste espressioni culturali, non avrà solide fondamenta per raggiungere lo sviluppo sociale. Tradiciones Perú Compagnia de Danza y Música è composta da oltre 35 persone, fra danzerini, musicisti e dirigenti, e questa sera ci presenterà alcune danze tipiche di tutte le regioni del Perù. Nello specifico apriranno il loro spettacolo con Quadro de Arequipa, un potpourri di 3 tipi di balli che sono il jarabi, la marinera arequipeña e la pampeña, tutti i ritmi tipici della città di Arequipa, nei quali vengono rappresentate tutte le qualità del popolo di Arequipa. A seguire Chicheños, che si balla nelle province di Chichas, una regione di Arequipa, e questo ballo rappresenta il raccolto dell'avocado e le attività del contadino. Concluderanno poi con la palicha, che ci presenta il genere musicale tipico della città di Cusco, il huayno, e in questa danza vengono sottolineate la bellezza della donna e l'allegria dell'uomo durante il ballo di coppia. Signore e signori, Compagnia de Danza y Música Tradiciones Perú. Quebradita de Chilina, vidita, donde yo te conocí, mientras regabas la alfalfa, vidita, te cantaba un yarabí. De Characato he venido, vidita, para poderte encontrar junto a la toma del agua, vidita, donde solías cantar. Y no le encontré, y no le encontré, y no le encontré, a mi palomita que tanto yo amé. Y no le encontré, y no le encontré, y no le encontré, y no le encontré, a mi palomita que tanto yo amé. Encantadora como no, encantadora como no, ay dile sí, ay no le digas no. Encantadora como no, ay dile sí, ay no le digas no. Encantadora como no, flores de Babilonia para quererte como no. Flores de Babilonia
no, encantadora como no, todos siguen amando, yo solo muero como no, todos siguen amando, yo solo muero como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no. Encantadora como no, la sirena, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, corre Babilonia para quererte como no, corre Babilonia para quererte como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, todos siguen amando, yo solo muero como no, todos siguen amando, yo solo muero como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no. Tingueñita, choclito, churqui, dame la rica merienda. Tingueñita, choclito, churqui, dame la rica merienda. Un compa de camarón con tanquita, como buena arequipeña. Un compa de camarón con tanquita, como buena arequipeña. Menudita como chinchipa, cantas igual que el ruiseñor. Menudita como chinchipa, cantas igual que el ruiseñor. Arequipeña eres tú mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeña eres tú mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú das chicha de besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva la tingueñita sin par. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú das chicha de besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva la tingueñita sin par. Tengo una hermanita chiquita y bonita, tengo una hermanita chiquita y bonita, corazón de whisky, alma de su cielo, corazón de whisky, alma de su cielo, todos alegría cantan los primeros en su vida más, todos alegría cantan los primeros en su vida más, por nuestra hermanita, viva la verita. Tradiciones.
nuestra lengua, hecho de chicheños, cultura salchicha y la Pachamama, cultura salchicha y la Pachamama. Ese chichenito trabaja y trabaja, ese chichenito trabaja y trabaja, llevando negocios y frutos maduros, llevando negocios y frutos maduros. Espera que al año para sean de
Balichanis españoli, niña chay de veras, vaipiraste en Kuiki. Mosco uran kunanti, niña chay de veras, matata su antar. Mosco uran kunanti, niña chay de veras, matata su antar. Hermosa flor de la sierra, negro, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, negro, flor de la pradera. Por varios montes quebradas, Cholita Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por varios montes quebradas, Cholita Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Balichanis españoli, niña chay de veras, vaipiraste en Kuiki. Balichanis españoli, niña chay de veras, vaipiraste en Kuiki. Cosco uran kunampi, niña chay de veras, matata su antar. Cosco uran kunampi, niña chay de veras, matata su antar. Tribuchaera, Sarachaparwe Parwachai, Tribuchaera, Sarachaparwe Parwachai, Tribuchaera, Sarachaparwe Parwachai, Tribuchaera, Sarachaparwe Parwachai, Tribuchaera, Parwachai, Tribuchaera, Sarachaparwe 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 Parwachai, Tribuchaera. E questi erano i nostri ospiti peruviani. Adesso invece lasciamo i ritmi peruviani, ci mettiamo un golfino e andiamo in Kamchatka, precisamente nella regione della Palana, nella Federazione Russa, e
andiamo ad incontrare il gruppo Jejgunich-Ben. Spero di averlo detto bene. Il gruppo è già venuto in Italia diverse volte nella sua storia, viene fondato nel 94, questa è la 7ª volta che vengono in Italia, ma sicuramente non sono mai venuti a Capriva. E sicuramente non hanno mai visto dei panorami come questi, perché tradizionalmente sono una regione di pescatori che praticano lo sciamanesimo e vivono a 10 ore di slitta trainata da renne dalla città più grande e a 9 ore in aereo da Mosca. Quindi la slitta trainata dalle renne vi fa capire che i climi sono tutt'altro che miti, quindi non ci basta il golfino, ci vogliono delle pellicce di cervo, di bisonte per affrontare il freddo che arriva anche a meno 40 gradi. Vedrete infatti gli abiti tradizionali indossati dalle ragazze del gruppo che sono tutti fuciti a mano. Il gruppo si prefigge di riportare in vita le feste del passato. Le loro danze infatti celebrano la vita, l'attacco di un orso, che è cosa molto comune da quelle parti, la caccia alle balene, la nascita di un bambino, ma anche la bellezza dell'amore e della tundra. In particolare la loro prima danza celebra proprio la bellezza ed è la krasata, è una danza celebrativa della loro terra. A seguire Kamchatka, che è una raccolta di balli tradizionali delle varie minoranze etnico-linguistiche, ce ne sono tante, sono i Karaki, Chukchi, Yiviene e Telviene. Spero di non aver sbagliato niente, chissà che cosa ho detto. Concludono in perfetta linea con questa serata perché ci presentano il loro ballo delle feste che si chiama Okenelu. Signori e signore, vi lascio al gruppo Jejgunich-Ben dalla Kamchatka.
좋아. О. Меня слышно? Было 좋아? О, нормально. Окей, Нилю. Иянга. Стоп. Иянга. Окей, Нилю. Ну ладно. Foto. Sì, foto. Alba.
Wow! Alba! 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 Smiley की फोटो Instagram, internet. Alba. Il gruppo Jej Gunичvan è molto social e secondo me se voi volete condividere qualche fotografia questo è il momento per farlo. Oh, vorrei che vieni. Che il loro ballo era perfettamente in linea con questa serata. In questo clima di festa concludiamo la nostra serata folcloristica. Io chiamerei la presidente del gruppo, Sabina Cappello, a raggiungermi qui sul palco, così lasciamo a lei il compito di salutarci. Grazie a tutti. Quale miglior modo per festeggiare un compleanno se non con questi gruppi? Siamo molto modesti. No, niente, noi volevamo proprio fare le cose in grande e credo che ci siamo riusciti. Prima parlavo con i miei amici, con Roberta e con Daniele, e ho detto no, io devo cercare per furlan, perché con quel vestito qua io non posso non cercare la lenga dal cuore. E sì, e dopo facente un due pensieri, un due riflessioni,
anche questi samis, col direttivo, tutto quanto, mi invito che chi stanno dovin fare le robe in grande. Dovin fare le robe in grande perché ci dovin, come che ci caravi con Roberta, ci dovin a cui che non si ha per la strada, a cui che ha militato per tanti anni in gruppo e quindi non potevi morire una realtà così bella. Mi pare che sia sulla buona strada, se dicevo voi altri, mi pare di sì. Allora, molto saresti al momento di scambio di doni, i rappresentanti dal Perù e da Kamchatka. Gigi Ciaccari tanto capisci in italiano, perciò vi inserivi. Comunque vi ho avuto veramente una grande fortuna avere questi due gruppi perché non siamo dati veramente una grande roba. Allora la roba più importante è ieri dimenticata di dire che chi sta vorresti presentare anche il folklore Casquelis e quindi credo di fare un bel progetto proprio per insegnare sin da scuola materna il folklore e dopo ovviamente anche da scuola primaria e noi altri sviluppati anche la nostra buona parte perché tal gruppo abbiamo cominciato a entrare anche ai Cruz del Primavera che è la nostra roba più importante, insomma, e perciò i nostri frutti gli daranno un omaggio ai rappresentanti del gruppo del Perù e da Kamchatka. La mancia Alba, che la hai tormentata in questi giornati per l'organizzazione, Alba. L'organizzazione del gruppo. E anche Camilla. Camilla, prego. Sì. Lavoro. Facciamo una foto? Non vale così. Grazie. Ah sì, tu? Sì. Tu? Grazie a tutti questi minuti stasera, grazie. E come forse i vari idee anche per, non sai, un tagliuto. Ah, scusa, sì. Allora, Fabrizio, che è il mio vice e il mio cuore, mi ha suggerito che dovevi fare il saluto internazionale. Tutti i gruppi? Tutti su, cambiati o non cambiati? Tutti su, cambiati o non cambiati? Anche la Roberta e la Barbara, se si dice, può farlo. Anche il pubblico ovviamente. Magari ci riscaldiamo con un applauso mentre aspettiamo i gruppi che li abbiamo colti un po' di sorpresa.
Grazie.